Allora, abbiamo adesso il collegamento, sempre sono entrambi qui con noi, però diamo la parola a Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Segretaria, verso la fase 2, partiamo da questo. Qual è lo stato della vostra posizione nei confronti di queste riaperture? Peraltro blamate non solo dalle aziende, quindi dagli imprenditori, ma anche dai lavoratori stessi che si trovano anche in non poca difficoltà, soprattutto certe categorie. Allora, la nostra posizione, mi faccia dire una cosa in premessa, visto anche insomma, alcune polemiche che ci sono state in queste ultime ore. Noi non siamo o non tifiamo per una chiusura ad oltranza, ma tifiamo per una riapertura gestita con intelligenza. Perché l'emergenza sanitaria è ancora la priorità e non è ancora finita, e questo ce lo dicono, come dire, i vari comitati scientifici che sono stati creati. Non c'è comitato scientifico che non ci dica che bisogna fare le cose con attenzione. Gli elementi da tenere in considerazione sono innumerevoli, non è semplicemente decidere di mandare o non mandare a lavorare le persone. Prima di tutto dobbiamo evitare l'errore di contrapporre ancora una volta emergenza sanitaria e crisi economica, anche perché va tenuto presente che sul piano economico non è solo la riapertura che determina il superamento di una fase di crisi, perché c'è tutto il tema della contrazione dei consumi e della domanda sia interna che esterna. Che va oltre il tema delle chiusure dei lockdown. Noi siamo disponibili e ci sono tavoli che sono già aperti ai quali stiamo partecipando sempre con spirito di collaborazione e condivisione della linea, ma la nostra linea è quella che i tavoli si devono aprire per definire come si riapre. Il quando non lo può decidere ognuno singolarmente, ognuno nel suo territorio, ognuno nel suo pezzetto. Il quando lo deciderà il governo, perché serve un comportamento omogeneo sul territorio nazionale, servono delle regole che tengano conto di situazioni diverse, perché la pandemia ha colpito comunque diversamente anche il nostro territorio nazionale, non dimentichiamocelo, però serve dare una omogeneità delle regole certe, anche perché le aziende non ci sono solo aziende locali, aziende situate in determinati ambiti, ci sono aziende che hanno anche valenze nazionali e pluriregionali e devono avere chiarezza di come ci si deve comportare, perché altrimenti si genera confusione, nella confusione i rischi aumentano invece di diminuire. Quindi va fatto un piano che tenga conto di tutti gli elementi di chi può riaprire, come si deve riaprire, quali sono le norme di sicurezza che vanno comunque rispettate e che dovremmo mettere in campo per un tempo piuttosto lungo, perché non pensiamo che saranno norme che dovremmo seguire per un paio di mesi solamente, perché sempre dal punto di vista scientifico ci dicono che settembre-ottobre potrebbe esserci una seconda ondata e questa la dobbiamo evitare, perché un secondo blocco avrebbe degli effetti molto più drammatici di quelli che stiamo vivendo in questa fase. Quindi grande attenzione a tutto quello che va intorno a una riapertura da un punto di vista economico, sui trasporti, su cosa vuol dire raggiungere i posti di lavoro, come li si deve raggiungere, quali norme di sicurezza bisogna seguire in queste fasi, cosa vuol dire rientrare a casa sempre mantenendo in sicurezza le persone che nel frattempo magari sono restate a casa, cosa vuol dire riaprire attività commerciali anche legate al turismo e così importante nella nostra regione, come si gestisce la conciliazione in una fase di riapertura con il tema che diceva anche lei delle scuole, perché quelle
come dire, probabilmente, anzi sicuramente saranno le ultime a riaprire perché c'è anche una difficoltà nella struttura fisica delle scuole, servono interventi, non si possono riempire le classi come erano piene prima di questa situazione, quindi c'è un tema del come che richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che si devono sedere a un tavolo, analizzando tutti gli aspetti, perché non possiamo permetterci, dopo quello che abbiamo vissuto in questi mesi, qualche errore o qualche dimenticanza o qualche sottovalutazione. Il tema che trattavamo prima dell'RSA ce lo dovrebbe insegnare, che ci fanno ripiombare in una situazione di contagio drammatico. Questa è la linea che noi chiediamo venga adottata, rigorosa di definizione del come si riparte. A questo punto però sentivo, a questo punto il come, io ho sentito ieri un intervento che è stato effettuato dicendo spetta agli industriali fare la proposta, spetta alle aziende lanciare delle proposte concrete che poi devono essere anche valutate e alle parti sociali dall'altro lato altrettanto. Secondo voi chi invece dovrebbe farlo questo? Perché i tempi sono strettissimi. Certo, no, le parti insieme, non è che c'è qualcuno che ha, c'è un onere di regia delle istituzioni e c'è un onere, come dire, una responsabilità da parte delle istituzioni, governo, regioni, di definire la parte loro del processo e il rapporto con questi comitati scientifici che devono dire quando, come dire, ma sul come si deve lavorare insieme, non c'è un pezzo che fa una proposta e un pezzo che la valuta semplicemente. Bisogna stare seduti intorno ai tavoli, che è quello che stiamo facendo, valutando le proposte di tutti e ragionando su qual è la soluzione migliore, sapendo che il primo punto è la tutela della salute delle persone, che il tutto deve avvenire in sicurezza, evitando che si ripiombi in una situazione fortemente critica. Tutti devono dare il proprio contributo, non c'è qualcuno che rema in una direzione diversa da quella di una ripartenza, di un'attenzione alle fasce più deboli, alle situazioni più critiche, al ridurre il più possibile l'impatto di una crisi economica che è evidente che ci sarà. Non c'è qualcuno che tifa per qualcosa e qualcuno che tifa per qualcun altro. Gli obiettivi devono essere comuni e insieme, con proposte che vengono da tutte le parti, si deve lavorare per l'obiettivo comune che deve avere però secondo noi questa priorità. Certo. La tutela della salute e della sicurezza pubblica delle persone, di tutti, cittadini, lavoratori, lavoratrici, chi resta a casa, chi andrà a lavorare, e attenzione alla tenuta economica e sociale del Paese. Ecco, questo è un altro aspetto importantissimo, perché molte aziende hanno già, soprattutto quelle di piccole dimensioni, anche quelle di non piccole dimensioni in realtà, ha palesato cioè il fatto che comunque arriveranno a lasciare a casa delle persone. Quelli che sanno che perderanno il posto di lavoro non sono per nulla in una situazione di tranquillità, anzi, perché poi ritrovarlo, abbiamo già vissuto queste esperienze, non è una cosa semplice, quindi vuol dire famiglie intere messe in ginocchio. Ecco di qua l'urgenza di trovare delle soluzioni ma a brevissimo periodo, e questa è l'istanza che viene da alcune regioni produttive che per carità hanno anche dei contagi importanti, però perché se si perdono posti di lavoro, se delle aziende diminuiscono il personale, poi diventa un problema insormontabile, vista la nostra situazione economica del nostro Paese. Certo, ma intanto va detto che ad esempio nella nostra regione il 50% del tessuto produttivo è attualmente attivo, quindi
però c'è anche il tema che dicevo all'inizio di scontare che non è solo un problema di riapertura dell'attività economica, è anche un problema di domanda interna ed esterna, certo, che deve di liberalizzazione questa... delle persone in modo tale che possano consumare, comprare anche beni Sì, e servizi. sì, Certo, certo, ma con un'attenzione particolare a come avviene questa liberalizzazione, perché se dopo 2 settimane certo, ci accorgiamo che dobbiamo richiudere tutto, non è che abbiamo fatto benissimo il nostro lavoro, quindi si deve ragionare, come si sta cercando di fare, per fasi. Quindi non si può pensare che sia una ripartenza tout court, si riapre certo. e riprende tutto. Riprenderà come dire, per momenti, perché non può che essere così se vogliamo evitare di tornare in una situazione di criticità. Assolutamente. Sul tema occupazionale stiamo chiedendo, l'abbiamo chiesto nel decreto sulla liquidità, ci sono stati degli interventi che legano la disponibilità di liquidità che è stata messa a disposizione da parte del governo alle imprese anche ai temi occupazionali, non ancora sufficiente dal nostro punto di vista, ma quello è come dire, il legame e anche su quello dovremmo stare ai tavoli. Certo che non si può fare per noi non è pensabile una ripartenza fatta sulla pelle dei lavoratori, non solo in termini di salute e sicurezza, ma anche di posti di lavoro che saltano, anche perché se poi saltano i posti di lavoro, salta la ripresa anche della domanda interna, quindi serve anche qui un lavoro coordinato. Ci sarà un ulteriore decreto, è chiaro che servono ulteriori risorse, vanno utilizzate e messe in campo per fasi, e questo è quello che stiamo chiedendo anche a livello nazionale, ulteriori risorse. Non è sufficiente quello che è stato fatto, ma non è neanche nulla quello che è stato fatto. Chiarissimo. Non torniamo su questi temi. Interrompo un attimo perché siamo con la pubblicità che sta incombendo. Pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme, chiudiamo questo aspetto relativo ai lavoratori e dopo anche quello relativo alla questione degli anziani, tra poco.